Care concittadini, cari concittadini, siamo arrivati a questo Natale 2022. È stato un anno impegnativo, caratterizzato da tanti problemi, ma anche da tante opportunità per la nostra città, per la nostra comunità e per i nostri territori. Stiamo affrontando un periodo impegnativo sotto tanti punti di vista. Siamo reduci da 2 anni e mezzo di pandemia, ma lo stiamo affrontando da comunità, lo stiamo affrontando tendendo la mano a quei cittadini che hanno maggiormente bisogno, e di questo io vi devo ringraziare, perché mai come nei momenti di difficoltà mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la comunità trevigiana, e di questo davvero vi ringrazio. Ma ho detto anche tante opportunità, perché abbiamo sentito molto parlare di questa sigla PNRR, che per quanto riguarda il nostro comune significa 98 milioni di euro di investimenti in infrastrutture attraverso la rigenerazione urbana, ma anche tanti progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, perché incrementeremo tutte quelle attività per consentire ai giovani e ai meno giovani di utilizzare, di imparare a utilizzare le tecnologie, e in più attueremo il più grande intervento di bonifica ambientale della storia della città di Treviso. Lo faremo grazie alla Regione Veneto e al Presidente Zaia, e lo faremo grazie all'impegno dell'Ufficio Politiche Comunitarie, che è riuscita insieme all'Ufficio Ambiente a mettere in piedi un progetto che di fatto ci consentirà di lanciare Treviso nel futuro attraverso l'installazione della prima comunità energetica del nostro territorio. Quindi, mentre il mondo ne parla, nella nostra città cerchiamo anche di farlo, e quindi ci lanciamo in un 2023 che sarà caratterizzato da tantissimi impegni, da un rilancio culturale e turistico importante, come abbiamo visto tra l'altro in questi mesi. La città strapiena di turisti, strapiena di visitatori, i musei hanno registrato dei numeri davvero straordinari, ma non ci accontentiamo, vogliamo continuare a crescere, lo vogliamo fare insieme, perché una delle caratteristiche di questa amministrazione, della mia amministrazione, è stata questa predisposizione all'ascolto dei cittadini, delle loro esigenze, dei loro problemi, anche delle loro critiche, e da lì siamo partiti per poi generare delle azioni amministrative che proiettano Treviso verso il futuro. Anche nel 2022 siamo riusciti ad entrare nelle prime 10 città europee per quanto riguarda le politiche ambientali, ma lo sappiamo bene che non basta mai. Continueremo ad investire sul verde pubblico, sulle piste ciclabili, miglioreremo il trasporto pubblico sostituendo la flotta degli autobus con mezzi elettrici, e cercheremo di implementare la pedonalizzazione, migliorando ovviamente anche il sistema dei parcheggi che voi tutti mi sottolineate. Quindi io vi chiedo davvero di continuare nel 2023 con questo atteggiamento di comunità, di fratellanza e di solidarietà. Sono 3 parole che hanno caratterizzato la comunità trevigiana e che vi prego di continuare a tenere dentro di voi. Questa amministrazione c'è, è al vostro fianco, è qui per ascoltare, e dal vostro ascolto è qui per generare azioni amministrative legate al futuro dei giovani e dei meno giovani nella nostra città. Quindi chiudo questa mia riflessione augurando a tutti un augurio di buon Natale, a voi, alle vostre famiglie, ma soprattutto vi auguro un buon fine 2022 e uno strepitoso 2023. E anche se ci saranno delle difficoltà, le affronteremo insieme, le affronteremo da comunità e le supereremo sicuramente. Quindi auguri di buon Natale a tutti e felice anno nuovo.